La Bosca San Bernardo Cuneo torna a vincere dopo il brutto KO di Trento, ma soprattutto torna a farlo con i 3 punti. Una giornata perfetta per le gatte che però sono costrette a rinunciare a Signorile, fermata all'ultimo minuto da un dolore alla schiena. Pistola le scelte obbligate in cabina di regia e butta nella mischia dall'inizio Alice Turco, la giovane classe 2000 che da ex di giornata trova una prestazione strabiliante. Spazio anche per Gaia Giovannini, preferita a Stranzali, che dimostra anche ella di farsi trovare pronta. Efficace in attacco e attenta in difesa. Scelte invece obbligate per Mancarelli, che oltre alla diagonale cambi Wakalor si affida ad Alberticone al centro, a Guerra e Van Gestel in posto 4 e a Venturi in seconda linea. Il Bisonte, fermo da circa un mese, appare a corto di benzina e nel momento cruciale del primo set, 15-15, subisce un break delle gatte, concedendo di fatto alle avversarie il primo parziale. 25-20 per le ragazze di Pistola. Wakalor, apparsa troppo fallosa e poco efficace nel primo set, inizia a macinare punti e l'attacco di Firenze ne beneficia. Guerra alza anch'essa l'asticella e il set rimane equilibrato, fino però a quando Bizzi ed Unguriano decidono di spingere sull'acceleratore. Elvira Bizzi chiude il parziale spedendo la Bosca sul 2-0. Rispetto alle ultime uscite, la Bosca sembra sicuramente più in palla e soprattutto più continua. Quella continuità, che complice uno stop di quasi un mese, manca invece a Firenze nel terzo set. La stanchezza sembra farsi strada tra le ospiti. Il Bisonte, nonostante una Wakalor da 16 punti, non riesce a tenere la rimonta di Cuneo, che sotto 21-19 trova il break decisivo che di fatto gli consegna la vittoria. 3 punti fondamentali per le gatte biancorosse che ritrovano i 3 punti dopo 2 mesi colmi di difficoltà. Per il Bisonte Firenze, invece, il lungo stop sembra farsi sentire, ma le ragazze di coach Mencarelli avranno già la possibilità di rifarsi questo weekend, quando tra le mura amiche ospiteranno Monza. Come ho detto anche prima della partita, volevo che la squadra tirasse fuori comunque la grinta che abbiamo sempre tirato fuori in tutte le partite, ed infatti è stata così, si è riuscite a trovare i punti di forza e riuscire a portare a casa la partita. Veramente sono troppo felice.